Valzer di dirigenti scolastici in provincia di Agrigento e questo per effetto del piano di razionalizzazione della rete scolastica che prevede accorpamenti tra le scuole. Ad Agrigento 5 istituti verranno assorbiti da altri, perdendo così la propria autonomia. Passa così da 12 a 7 il numero in città delle scuole dell'obbligo ed in questo contesto ci sono ben 4 dirigenti da ricollocare, mentre il quinto va in pensione. Gli uffici dell'ex provveditorato agli studi contano di effettuare le nomine prima di Ferragosto, ma la rimappatura geografica dei presidi non è ancora stata disegnata. La dirigenza più ambita è quella del Liceo Scientifico Leonardo, dove dal 1 settembre Guido Pancucci andrà in pensione. Diversi sono i capi di istituto della città che aspirano al prestigioso liceo di Viale della Vittoria. Tra questi l'attuale presidente della provincia Eugenio Dorsi, Alfio Russo che vanta un ottimo curriculum direzionale avendo diretto una scuola negli Stati Uniti e per aver lavorato presso il corpo diplomatico italiano negli USA, ed Enza Ierna, dirigente della scuola elementare di Via Dante e presidente della sezione agrigentina della Dante Alighieri. Per l'istituto comprensivo Agrigento Centro, che accorpa la direzione didattica Lauricella di Viale della Vittoria, l'istituto comprensivo Garibaldi di Via de Rosicolo e la scuola media Pirandello, in ballottaggio vanno Anna Cassaro e Giuseppe Alfano. Il resto dipenderà dall'esito di questo ballottaggio. In questo contesto si inserisce il rientro al comando di 3 dirigenti scolastici che andranno ad occupare le rispettive sedi: Michele Passalacqua, Graziella Scaturro e Teresa Guazzelli. E anche quest'anno la provincia regionale di Agrigento attiverà diversi servizi che prevedono assistenza scolastica in favore di soggetti con handicap sensoriale a tutti coloro che ne facciano richiesta entro il 30 agosto. E a tal proposito è intervenuto il presidente della provincia Eugenio Dorsi, ribadendo il suo impegno affinché nessun servizio sociale venga penalizzato.